tutti e benvenuti in questo brevissimo tutorial su come effettuare il tesseramento al COES. Che voi scriviate su Google COES Italia iscrizione o che comunque clicchiate sul link che poi vi reindirizza direttamente in questa home page, la procedura è pressoché identica. Quindi una volta arrivati qui bisogna cliccare sulla voce iscrizione qui in alto, ci clicchiamo, ci troviamo in questa seconda pagina e cosa troviamo qui? I moduli iscrizione, uno riservato ai soci ordinari e aggregati e l'altro per i soci simpatizzanti. Troverete anche una piccola descrizione per capire a quale categoria di soci fate parte. Andiamo a vedere però come si presenta il modulo. Per esempio, clicchiamo qui sotto Vai al modulo, vi si aprirà quest'altra pagina dove all'interno è presente il modulo di iscrizione. Per trovare il vostro COES regionale, quindi quello dove voi lavorate o che comunque ne siete residenti, clicchiamo sulla barra di ricerca, troviamo per esempio Veneto e troverete qui davanti il logo del COES Veneto. Per esempio ci clicchiamo sopra e qui ci sono raffigurate tutte le coordinate, comunque tutti i dati per effettuare il pagamento con bonifico. Una volta effettuato il pagamento bisogna però compilare il modulo di richiesta iscrizione. Mi raccomando, compilatelo in tutte le sue forme, controllate assolutamente che tutti i dati inseriti siano corretti e una volta compilati i dati in fondo troverete comunque l'informativa sulla privacy e poi proprio in fondo a tutto troverete anche la possibilità di allegare la ricevuta di pagamento direttamente sul modulo. Una volta controllato tutto, una volta allegata la ricevuta, cliccate su Next, quindi invia. Cosa succede a questo punto? Vi arriverà sulla vostra casella di posta elettronica una mail automatica di ricezione del modulo, quindi vuol dire che una volta cliccato su invia, al COES regionale è arrivata la vostra richiesta. A quel punto la richiesta sarà in fase di lavorazione e poi vi sarà un contatto diretto tramite la segreteria e il socio che si è iscritto. Per qualsiasi dubbio contattateci e grazie a tutti e buon proseguimento.